Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prendere visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 articolo 127 del regolamento interno, do il preavviso di 30 minuti al fine dell'eventuale votazione mediante procedimento elettronico che dovesse aver luogo nel corso della seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Invito la prima commissione a prendere posto, invito il Presidente a rendere la relazione. Il Presidente della commissione. Allora, invito la Commissione a prendere posto e il Presidente della Commissione per la relazione. Prego. Scusi, una comunicazione da parte dell'onorevole Gilistro. Un attimo. Prego, onorevole. Non è sull'ordine dei lavori, Presidente. Vorrei che tutta l'Aula oggi facesse una riflessione importante. Siamo in un momento, Presidente e cari colleghi, cortesemente, posso chiederle una cortesia, un attimo di silenzio? Vorrei chiedere un minuto di silenzio, Presidente, un minuto che valga un secolo e non un semplice minuto, perché siamo in un momento geopolitico e un momento storico molto, molto, molto grave, particolare, dove oggi la politica gioca a risico, dove oggi ci si alza la mattina e ci si prende la Groenlandia, domani ci si prende qualche altra nazione, stiamo giocando a risico a livello internazionale. Ma non è solo di questo che volevo parlare. Vorrei che questo minuto di silenzio, proprio per questo motivo di quello che sta accadendo nel mondo, sia dedicato a tutti quei bambini, perché per me sono bambini a 13, 14, 15 anni, che sono morti, Presidente, a Crans-Montana. A pochi giorni non possiamo fare finta di niente e pensare di poter dimenticare quello che è accaduto. Non possiamo dimenticare quello che è accaduto, perché domani c'è la partita della Juventus. Quindi vorrei che facessimo una riflessione, un minuto di silenzio vero, ma non solo per questi bambini, ma per tutti quei bambini che sono stati massacrati a Gaza e per tutti quei bambini che sono stati massacrati in questi giorni in Iran, come se fossimo in un tiro a segno. Hanno sparato sui bambini, sui ragazzi che volevano protestare per il proprio futuro. Quindi, Presidente e tutti i colleghi, vorrei che un attimo facessimo un minuto di silenzio per questi bambini che sono stati uccisi barbaramente. Grazie onorevole Gilistro. L'Assemblea di solito non fa questi minuti di silenzio. Noi siamo solidali vicino a tutta l'Assemblea regionale, vicino alle famiglie, diamo il nostro dolore, gridiamo il nostro dolore. Per il minuto di silenzio non si è mai fatto, segretario, Non è una vicenda internazionale. È una vicenda. Se lei ci tiene, vabbè, facciamolo. Ok. Grazie colleghi. Do la parola al Presidente della Commissione, prego. Sull'ordine dei lavori l'onorevole De Luca, sì.
Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, Governo, credo che non possiamo trattare questo argomento che riguarda le autonomie locali perché l'assessore e l'assessore alle infrastrutture, se non è stata cambiata la delega a Rigò. Quindi non ha assolutamente titolo, e non me ne voglia, a rappresentare il vicepresidente della Regione, che a sua volta rappresenterebbe il presidente della Regione, che a sua volta rappresenterebbe l'assessore che non c'è. Quindi, Presidente, le chiedo di avere notizie se arriverà il presidente della Regione, che ovviamente all'interim, che è cosa che noi abbiamo chiesto già in conferenza dei capigruppo e lei lo sa, ma forzatamente, qualora il Presidente della Regione fosse impegnato in cose più importanti che venire in Parlamento, se ci manda il suo ologramma, che è il Vicepresidente della Regione. Ma oltre al suo ologramma noi non possiamo accettare, ovviamente, perché c'è un problema di discussione generale su un disegno di legge che è stato ammazzato più volte e ovviamente il momento è molto sacro e quindi è indispensabile che ci sia tra i banchi del Governo o il Presidente della Regione o il suo ologramma. Grazie. Ok, sospendiamo perché il vicepresidente stava per arrivare, era per accelerare i lavori, perché io... Cosa? Sospendiamo, aspettiamo l'onorevole San Martino. No, prima avete detto una cosa, adesso ne volete fare un'altra? No. Adesso si sospende e aspettiamo il vicepresidente della Regione. La seduta è sospesa. Siete scorretti.